Ospite di oggi a Pianura News TV, il primo cittadino di Badia Polesine, Gastone Fantato. Buongiorno, sono Gastone Fantato, sono il sindaco pro tempore del comune di Badia dallo scorso maggio. Sono a capo di una lista civica e non sono nuovo all'esperienza. Essendo nato nella prima metà del secolo scorso, ho avuto anche l'avventura di fare il sindaco dal 1970 al 1975. Ho ripetuto l'esperienza poi dal 2009 al 2011. Dopo una vacanza di circa 11 mesi, nello scorso 2012, in maggio, si sono svolte le elezioni e sono stato rieletto. Badia si trova, come tutti i comuni italiani, e non solo probabilmente, in una situazione di, chiamiamolo, disagio finanziario permanente, un po' dovuto alla situazione economica generale, un po' dovuto anche a una gestione della spesa pubblica, a mio personale avviso e modesto parere, non ben gestita dalla struttura politica parlamentare. Il patto di stabilità, per esempio, sembra essere più una punizione che uno strumento di rimediare alla spesa pubblica. Comunque tant'è, per il pochissimo potere che ha un sindaco, di valutare la situazione economica invece per quello che è a Badia. Badia sconta qualche errore, a essere buoni, svista di gestione della situazione finanziaria, che ha condizionato gravemente e condizionerà gravemente i prossimi anni di amministrazione. Mi riferisco, è un leitmotiv al quale si fa riferimento ormai da anni, alla costruzione degli impianti sportivi, che ha raddoppiato in un solo colpo l'esposizione debitoria complessiva del comune, portando questo a una situazione di bilancio veramente pericolosa, alla quale si è tentato di mettere freno e di limitare, facendo una di quelle scelte scellerate che riguarda la scommessa sui prodotti derivati finanziari, che, come sapete, in questi giorni non è che godano di particolare bontà come prodotto. Evidentemente questo ha complicato ulteriormente. Pensate solo che per poter svincolarsi dal contratto capestro effettuato per i derivati, in questo momento il comune di Badia dovrebbe esborsare circa 4 milioni di euro, che naturalmente non sa nemmeno come sono fatti, no? Non ci sono. Però, al di là di questa situazione, evidentemente bisogna andare avanti, anzi con molto entusiasmo, soprattutto non solo mio, ma da tutti i miei collaboratori, in particolare dalla Giunta, con qualche elemento di esperienza, ma anche elementi giovani, per cui con un entusiasmo che va senz'altro sfruttato. C'è una visione del futuro per i prossimi anni della gestione amministrativa che tiene conto di alcune peculiarità di Badia, che quelle non sono perse: la posizione nel territorio, l'incrocio con le due autostrade, di cui una è praticamente ultimata, quella per Vicenza, che si inserisce poco dopo Crocetta, e l'altra in avvio, perché ormai siamo proprio all'avvio, che è la famosa Novara Mare, e che sfrutterà il sedime dell'attuale superstrada transpolesana. Per cui Badia verrà a trovarsi all'incrocio di queste due
Anzi, la vecchia amministrazione aveva individuato una grossa area industriale che poi i tempi e la crisi generale naturalmente ha rallentato e ha complicato nella sua esecuzione, però perlomeno l'individuazione urbanistica c'è. E a proposito di individuazione urbanistica, il giorno 5 febbraio prossimo praticamente si concluderà l'iter complessivo del PAT per quanto riguarda la prima fase. È stato un lungo, non dico travagliato, lungo soprattutto percorso, ma che comunque si concluderà, per cui tra pochi giorni, e inizierà un'altra fase. Mantiene la nostra amministrazione senza dubbio i progetti che sono fondamentali per la nostra città. Uno che ha una componente, come dire, storico, affettiva, culturale, e che è l'Abbazia. Badia è l'Abbazia, o meglio, l'Abbazia è Badia. E attraverso questa struttura, questo monumento, questa straordinario insieme di vecchie pietre, il recupero di questo costituirà l'obiettivo principale della nostra amministrazione. Era partita già con le precedenti amministrazioni, si sono fatte alcune cose, ne restano molte altre da fare, anche perché dovranno essere inserite nell'Abbazia tutte quelle attività di carattere storico, culturale, artistico che naturalmente dovranno ridare vita. Una di queste, importantissima, che per fortuna è partita, la cui iniziativa è stata fatta dalla mia amministrazione nel 2009-2011, è quello che riguarda il recupero di una parte di questa struttura da destinare a botteghe artigiane, ripetendo in chiave moderna una vecchia tradizione, perché nelle vecchie abbazie spesso e volentieri evidentemente si trovavano e venivano svolte un sacco di attività, di mestieri, di attività anche di servizio, chiamiamo, che riguardavano l'intero territorio attorno. Insomma, era una concentrazione. Ecco, in questo senso noi si vorrebbe che fosse salvata e ripetuta questa situazione. È ovvio che vi sono poi altre iniziative in corso molto importanti, come ad esempio la disponibilità da parte del Fondo Balzan di avere e di darci la disponibilità della collezione e della quadreria, per la quale stiamo cercando, anzi abbiamo individuato una sede opportuna, che è il vecchio Palazzo Grani, però devo trovare anche i finanziamenti per dare una decorosa installazione. Un'ultima cosa che è di questi giorni è, avete visto dalla stampa e anche i comunicati che abbiamo fatto, una ipotesi di fusione che abbiamo messo e che stiamo mettendo, più che abbiamo messo, parliamo al futuro, abbiamo individuato assieme al collega di Lendinara, il sindaco Alessandro Perlin. Fusione perché siamo tutti e due e siamo assolutamente allineati, ma anche le nostre giunte, sul fatto che non è più possibile gestire i comuni con dimensioni che sono asfittiche. Se sono asfittiche le nostre, che siamo 11-12 mila abitanti, evidentemente lo sanno molto di più per quelli ancora più piccoli. Su questo avremo bisogno della collaborazione di tutta la cittadinanza, perché poi è loro che sono i cittadini che devono decidere e devono abbandonare una vecchia cosa che è una malattia, che è una grave pena, che è il campanilismo. Il campanilismo fa morire, non salva nessuno. Ecco, in questa prospettiva si apre un 2013 ricco di speranze e con l'augurio che io mi permetto di fare a tutti i miei concittadini di essere amministrati bene, per cui aiutateci.